problema di Trapani mi sta creando non pochi problemi, grandissimi problemi. Io mi sento di volermi, nella qualità, ecco, di scusarmi nei confronti di quei familiari, quelle persone che in questi momenti stanno ricevendo i referti positivi purtroppo sulle loro patologie. Lo faccio nella qualità, non ho responsabilità dirette, ma in politica è giusto che ciascuno abbia il coraggio di riconoscere errori altrui, errori commessi, per i quali naturalmente saremo estremamente rigorosi. La percentuale di vettrini positivi è il 5% di quelli tutti refertati, quindi andiamo sui 160-170 casi positivi. Si stanno raggiungendo in queste ore le famiglie per informarle di questi esiti in maniera tale che si accelerino immediatamente i processi di terapia naturalmente. Ho letto stamattina, la mia battuta naturale, spontanea da cittadino più che da Presidente della Regione, ci poteva pensare prima, sostanzialmente se siamo arrivati a questo, magari forse i 7 punti se si fossero messi in atto prima non staremmo qui a disquisire di questo tristissimo episodio che sta toccando le coscienze non soltanto dei siciliani ma di tutti gli italiani. Io sono solidale, ripeto, con tutti i familiari, anche con quelli che magari in questo momento non riceveranno un esito sereno della loro terapia, però fatti del genere non possono più verificarsi in Sicilia, io credo, non si sono mai verificati nemmeno nel Paese, non possiamo consentirlo, né lo consentiremo.